Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi abbiamo raggiunto via Skype il dottor Antonio Paolo Beltrami, che è ricercatore al Dipartimento di Area Medica all'Università di Udine. Buongiorno dottor Beltrami, l'abbiamo strappata, so che oggi lei è di commissione esami, però è riuscito a ritagliarsi questi minuti con noi per parlarci di un importante appuntamento previsto per martedì della prossima settimana, per parlare della prima biobanca in rete del Polo Udinese. Intanto vediamo perché questa biobanca sarà è realizzata in collaborazione con il CRO di Aviano. Quindi parliamo di questa biobanca, del convegno, insomma spieghiamo ai nostri telespettatori in che cosa consiste questo progetto. Certamente, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Innanzitutto definiamo un po' cos'è una biobanca. Sì. Una biobanca è fondamentalmente un ente o una parte di un ente che ha la finalità di raccogliere, conservare, organizzare in maniera etica e garantendo gli interessi di tutti gli attori coinvolti, i campioni biologici destinati alla ricerca biomedica. Queste entità sono assolutamente fondamentali per garantire una ricerca di qualità e garantire il rispetto dei diritti dei donatori dei campioni stessi, il diritto alla privacy, il diritto all'uso corretto dei campioni, insomma permette in qualche modo di coniugare gli interessi di tutti gli attori coinvolti. Ecco. In modo tale che poi sia più facile trasferire i risultati delle ricerche alla poi applicazione pratica. Ecco, è facile coinvolgere, mi scusi dottor Beltrami, è facile coinvolgere in questo caso i pazienti, i cittadini, perché i pazienti vanno sensibilizzati da questo punto di vista e far capire che effettivamente quello che stanno facendo serve per lo sviluppo appunto scientifico, per lo sviluppo della medicina, delle terapie, del futuro. Assolutamente, questo è in effetti un fattore fondamentale perché secondo me negli ultimi anni c'è stata una sorta di paura instillata nei confronti delle persone nel essere coinvolti in studi scientifici e un certo scetticismo anche nella scienza in generale. Questo è un peccato ed è pericoloso perché impedisce proprio l'avanzamento delle conoscenze. Pertanto è fondamentale anche proprio forse per il loro fattore di sensibilizzazione nella opinione pubblica, senza che i pazienti donino i loro campioni che permettano agli ricercatori di associare a questi campioni le informazioni cliniche rilevanti, non ci sarà ricerca scientifica, non ci sarà avanzamento delle conoscenze, non ci sarà un miglioramento delle terapie e non ci sarà un miglioramento nella diagnosi delle malattie. Pertanto è fondamentale che ci sia proprio un'entità che sia in grado di allacciare le persone, far comprendere l'importanza della ricerca scientifica, del coinvolgimento degli attori principali, quindi i pazienti stessi, con la finalità di produrre buona scienza che abbia delle ricadute pratiche proprio sulla salute delle persone. Ecco perché proprio questo progetto coinvolge, abbiamo detto, il CRO di Aviano,
appunto e il Dame. Ecco, sarà praticamente concentrato a questa biobanca, concentrata soprattutto a Udine, chiaramente a disposizione di tutto il territorio, pur stando attenti appunto alla privacy e tutto quello che ne consegue. Sì, in realtà la Regione aveva già definito che ci doveva essere una biobanca unica regionale Sì, coordinata dal CRO di Aviano sì. e che gli ospedali delle diverse province, quindi Pordenone, Udine, Trieste, potevano partecipare a questa rete di biobanche che doveva essere coordinata dal CRO di Aviano. Perché il CRO? Perché in realtà nel CRO già c'è una biobanca ed ha una storia che è sicuramente quella più, diciamo, importante a livello regionale, per cui questa si fa da promotrice, la biobanca del CRO, e per il coordinamento delle altre biobanche a livello regionali. E quindi il CRO mette a disposizione le sue competenze, la sua storia nella capacità di gestire campioni biologici e diciamo Udine coordinerà insieme con Aviano la raccolta dei campioni invece nel polo friulano. Ecco, quindi praticamente questo progetto verrà presentato nel corso di un convegno che si svolgerà la prossima settimana. E parliamo anche di chi interverrà all'incontro di martedì, perché c'è in prima linea, no, ci sono il professor Curcio, c'è il professor Tell, quindi cioè, persone già note, no, a livello regionale proprio per quanto riguarda gli studi, no, anche sulla genetica e sull'insieme, insomma, sulla ricerca molecolare. Assolutamente. Il professor Curcio come direttore poi dell'Istituto di Patologia Clinica risulta un elemento centrale perché proprio la Regione aveva definito negli istituti di patologia clinica diciamo, i luoghi dove le biobanche si sarebbero dovuti sviluppare. Il professor Tell, sia in qualità di eccellente biologo molecolare, quindi assolutamente interessato alla accessibilità di campioni clinici di qualità e in virtù della sua posizione come vice direttore del Dipartimento di Area Medica, hanno sicuramente voce in capitolo. Ecco, saranno Oltre portati... Sì, prego. Prego, sì, mi oltre a scusi, loro dottor Beltrame. naturalmente parteciperanno la dottoressa Dardis in rappresentanza del Centro di Coordinamento Malattie Rare regionale, che ci parlerà appunto della biobanca delle malattie lisosomiali e delle malattie rare in generale. E poi avremo dei, oltre, scusate, al dottor Stefan naturalmente del CRO di Aviano, che illustrerà proprio questo disegno di biobanca regionale. E avremo anche degli esempi di biobanche di successo che sono presenti sia a livello internazionale, come l'Università di Graz, che è una delle biobanche più grandi che abbiamo in Europa, e quindi ci sarà la professoressa Karine Sargsyan che parlerà di questa esperienza. E poi avremo la testimonianza
del professor Corsi Romanelli del IRCS San Donato di Milano, e poi il professor Frati che invece ci parlerà dell'esperienza della IRCS Neuromed. Ecco, quindi Quindi un convegno, avremo una visione globale. aperto, è un convegno aperto chiaramente a tutti, non è solamente per voi esperti, per voi del settore, perché è importante far conoscere, no, alla cittadinanza quelle che possono essere, quello che si può avere appunto, quello che si può raggiungere, i risultati che si possono raggiungere grazie appunto alla biobanca. Quindi è aperto a tutti? Assolutamente sì. Tutte le persone, i cittadini che sono interessati a capire meglio cosa vuol dire biobanca, qual è l'importanza di una biobanca, perché è importante sostenere questi progetti, saranno assolutamente benvenuti. Dimenticavo, scusatemi, che interverranno anche la Fondazione Italiana Fegato, perché ha in piedi un progetto Interreg per lo sviluppo addirittura di reti transfrontaliere con la Slovenia per cercare di estendere poi il progetto anche alle nazioni confinanti, quindi cercando di creare questa rete internazionale o rafforzarla in modo da non mantenere solo qui da noi i campioni. L'idea vincente è condividere. Ecco, tutto questo, e siamo in chiusura di trasmissione Dottor Beltrami, perché sempre di più in quasi tutte le nostre trasmissioni si parla di medicina ritagliata sulla persona, e questo consentirebbe di fare ulteriori passi avanti, no? In questa direzione. Assolutamente sì. Proprio l'idea di poter accedere a campioni associati, e questa è una cosa fondamentale, associate a informazioni cliniche rilevanti, è fondamentale per poter validare quelli che sono le scoperte che si ottengono in laboratorio. Quindi in laboratorio si creano delle ipotesi che poi debbono essere validate, e il momento della validazione richiede la possibilità di accedere a campioni ben caratterizzati come quelli che può avere una biobanca. Bene, siamo giunti in chiusura di questo incontro del giovedì con la rubrica Family, Salute e Benessere. Ringraziamo il dottor Antonio Paolo Beltrami, che ricordiamo essere ricercatore al Dipartimento di Area Medica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ossia dell'Università di Udine. Quindi l'appuntamento è per martedì prossimo con la Bio, per parlare appunto di questo convegno dedicato alla prima biobanca del Polo Scientifico Udinese. Grazie dottor Beltrami, grazie per essere stati con noi, e noi con la rubrica Family ci ritroviamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.